in collaborazione con Nella nuova puntata torneremo in Alto Adige per raccontarvi tutto il percorso del salume più rappresentativo di questo territorio, lo SPEC. E partiremo dall'allevamento dei suini col metodo tradizionale biologico. Vedremo tantissimi masi storici bellissimi con una lunga storia alle spalle, e poi dove finiremo? Beh, ve lo potete già immaginare. Finiremo naturalmente a tavola, ma prima vi racconteremo anche le fasi di salatura e di affumicatura. La neve è ancora protagonista di questa puntata. Siamo tornati in Appennino, in questo caso nell'Appennino in territorio di Piacenza, in Valtrebbia, dove alcune aziende stanno portando avanti dei progetti di recupero di razze che stanno scomparendo. Progetti imprenditoriali che vedono coinvolti anche aziende molto giovani. La nuova puntata di Con i frutti della terra ci ha riportato in Alto Adige. Del resto è una terra bellissima, piena di bellezze, di tradizioni, di sapori da scoprire. Siamo, per dirvi esattamente dove, che bella la nostra pancetta, siamo in provincia di Bolzano, ovviamente, il comune è quello di Meltina, Frassineto, ospiti del Burkhardt Horf, e qui con me il padrone di casa e Christian Pinghera. Allora, intanto Christian sta affettando la pancetta. Com'è? Perché dal taglio si capisce tutto? Bella, sì. Adesso quella è bella matura, si vede anche che non è più molla. Buonissimo il profumo. E direi che adesso assaggiamo. Assaggiamo subito. Ecco, cominciamo subito con gli assaggi, mentre nel bicchiere abbiamo già il vino e ce lo teniamo per un brindisi. Noi siamo venuti qui per raccontarvi quella che è la produzione artigianale dello SPEC, il salume simbolo sicuramente dell'Alto Adige. Si dice al sud i prosciutti vengono lavorati, salati e poi dopo mantenuti stagionati con l'aria, al nord vengono stagionati con il fumo oltre le Alpi. L'Alto Adige è un pochino una via di mezzo. Loro sono baciati dalla fortuna sia di avere l'aria asciutta e secca e poi anche il fumo, e quindi da qui nasce lo SPEC. Questa invece, l'abbiamo detto, è pancetta. Però io, prima di entrare a raccontarvi questo splendido prodotto, volevo anche fermarmi un attimo sul luogo dove siamo. Questo è un maso antichissimo, lo si vede appena si arriva. C'è questa la costruzione principale che risale addirittura al 1500 ed è splendida. Questa dove siamo adesso è la stanza dove c'è il camino, lo vedete anche dal colore. Christian, questa noi la stiamo utilizzando come cucina, ma non era una volta questa la cucina dove la famiglia viveva? La cucina una volta era il posto quasi peggiore della casa, perché era piena di fumo e anche fredda. Certo che qui si cucinava, si affumicava, si preparavano le cose, però si mangiava nella stuve, e la stuve è lì vicina, e qui si svolgeva praticamente la vita contadina di sera, anche poi in inverno quando faceva freddo. E si vede anche qua che è tutto nero, tutto pieno di fumo, perché coi secoli si è fatto questa patina, e diciamo adesso queste cose non si vedono più perché sono state tutte cambiate, e qui è molto tipico, caratteristico che si è mantenuta così.
Questa praticamente è rimasta come era una volta proprio, voi non avete toccato nulla? No. Adesso 50 anni fa abbiamo comprato questo maso qua, no? E lasciato com'era, messo un po' un posto, se si può vivere anche, però la struttura è... Infatti sembra di essere in un museo, si respira proprio l'aria di una volta. Passione anche della moglie, no? Lasciare così anche per la gente se arriva dopo. Com'era davvero un tempo, riescono a respirare proprio l'aria. Tra l'altro c'è anche una particolarità. All'interno ci sono delle decorazioni sulle porte che sembrano quelle di una cattedrale gotica. In realtà era un maso, una casa agricola, però gli scalpellini di questa zona andavano di maso in maso, lavoravano e facevano queste opere d'arte vere e proprie che si ritrovano anche nelle case più semplici. Una particolarità, c'è una data scritta sopra la porta, 1524, sì, 24. E la cosa particolare è che è scritta 1520 e poi c'è un 8 tagliato a metà. L'8 tagliato a metà, la matematica non è un'opinione, è esattamente 4. Quindi per scrivere 4 scrivevano 8 diviso a metà, un guizzo di fantasia. Ultima cosa, questa pancetta. Questa come viene prodotta? Dopo noi racconteremo nel dettaglio la lavorazione invece dello speck. Questa? Maiale una volta venne sfruttato di tutto. E speck non è solo la coscia come la conosciamo adesso. Speck si faceva con tutta la parte, la mezzena, la spalla, la pancia e anche la coscia. Essendo la pancia è più magra, o diciamo più sottile, allora la pancia l'hanno presa per primo, stagionava prima, maturava prima e così la pancia si mangiava prima. Vuol dire che con la spalla, la pancia e la coscia si faceva, è tutto speck per noi. Noi non la chiamiamo pancetta così, è tutto speck. E questa pancia si vede dalla forma che era un maiale abbastanza magro, piccolo, però come grasso giusto. Anche non vuol dire che il maiale deve essere enorme per essere grasso, anche i piccoli possono essere grassi, no? È come noi, esattamente. Cioè, è proprio una questione di struttura. Una cosa che a me salta all'occhio è il colore di questo grasso, che non è quel colore giallastro, non proprio bello. Ecco, e lì poi già si vede la differenza. L'occhio, diciamo, d'esperto vede che questo è già ben stagionato dal colore del rosso, e il colore del grasso ha un bel colore bianco-rosa, diciamo, e quello proviene dalla varietà del maiale, ma anche dall'allevamento, perché i nostri maiali crescono per 10, 11, 12 mesi e non 6-7 mesi vengono pompati, ma perché sono sempre in movimento, allora anche la consistenza della carne è molto diversa, è più dura e più compatta. E durante la salatura, che vediamo dopo, si vede anche che il flusso del liquido è molto molto meno. Il sale tira fuori, ma c'è molto molto meno liquido rispetto dei maiali, chiamiamoci industriali, no? E dopo a gustare si sente anche quel gusto buono del grasso, non unto ma buono, ha un gusto particolare che purtroppo per le riprese non si può gustare. Ci dispiace per voi, dovete fidarvi, noi lo assaggiamo, se vi diciamo che è buono dovete andare assolutamente sulla fiducia. Io direi a questo punto è buonissimo, è buonissimo. A questo punto direi che ci dobbiamo davvero trasferire. Andiamo in stalla e andiamo a vedere i maiali.
Ed eccoci qui. Abbiamo lasciato la casa e adesso davvero entriamo nel vivo, cominciamo a raccontarvi dal primo passo questa filiera, questa produzione dello speck artigianale. Eccoci qua, guardate, cioè, quando si dice benessere animale di questo si parla, sono proprio assolutamente tranquilli, sereni, adesso hanno anche razione extra, siamo, l'abbiamo già detto, al Burkhardt-Hof, il nome del maso. Allora, questi sono i maiali, i suini, che sono destinati alla produzione dello speck. Li allevate voi? Stanno qua? Vanno anche fuori? Sì, vanno fuori anche. Hanno tutto quel spazio libero fuori anche e qua dormono, qua danno da mangiare, no? Ecco, da mangiare e produzione, cose che producete voi oppure acquistate anche voi? Siete biologici? Sì, è un maso biologico e 90% abbiamo noi la produzione dei fieno e anche le magnum, no? Certo. Ecco, voi tra l'altro un maso piuttosto grande, una volta nel passato abbiamo visto la casa, la dice lunga sulle dimensioni, la grandezza, l'importanza di questo maso, adesso è un po' più piccolo, però sono circa 90 ettari, una parte coltivati, una parte invece a bosco. Sì, bosco sono 70 ettari e il resto è pianocultura. Orto, facciamo anche un po' di verdura. Il peso al momento della macellazione devono essere molto grossi o no? Circa 100 kg, 110, anche di meno. Quest'anno sono belli, quest'anno sono già sui 90, 100, 110, già adesso, no? E penso anche che macelliamo anche già al gennaio. Io però qui ho visto anche dei cavalli, cioè è una specie di paradiso terrestre questo. No, i cavalli anche un'altra passione, no? Serve un po' di tempo, però è una passione i cavalli, sì. È una passione. Bene, io la ringrazio tantissimo e a questo punto una breve pausa. Poi dopo ci ritroviamo in finale di puntata perché questa è solamente la prima fase, dopo dobbiamo vedere la lavorazione e i segreti di questo prodotto, lo speck dell'Alto Adige, che è davvero una favola. A dopo.